furono minacce né diffamazione, neppure una campagna denigratoria. A dirlo è la Cassazione nelle motivazioni della sentenza che respinge il ricorso della Procura di Vicenza sull'interdizione nei confronti dell'ingegner Giovanni Giannakopoulos per il caso Bramezza. Non ci fermeremo, non ci fermeranno. Il commento del direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli sulle motivazioni della sentenza della Cassazione. Gravissimo incidente sul lavoro allo stabilimento Fincantieri di Valeggio sul Mincio nel Veronese. Operaio 25enne moldavo travolto da una trave pesante 11 tonnellate. È in fin di vita. È atterrato nella tarda mattinata all'aeroporto di Venezia la salma della giovane di Fiesso d'Artico morta nel tragico rogo dell'abitazione a Bruxelles. Domani alle 15 funerali. La vicenda del 23enne tunisino morto dopo il tuffo nel Brenta per sfuggire alla polizia. Il GIP archivia l'inchiesta sugli agenti, nessuna violenza da parte loro. Transizione energetica. Edison inaugura la centrale termoelettrica di Porto Marghera, la prima di nuova generazione, con una turbina realizzata da Ansaldo Energia che gli permette di essere l'impianto più efficiente d'Italia e tra i primi al mondo. La Dunata Triveneta degli Alpini a Belluno è entrata nel vivo con i primi eventi e domani in diretta dalle 9:30 su Antenna 3 dopo l'alzabandiera, la suggestiva messa dal Neve Galle celebrata dal vescovo Marangoni in memoria dei caduti. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Apriamo dunque con il caso Bramezza. Non ci furono minacce, non ci fu diffamazione e non ci fu neppure una campagna denigratoria. A dirlo è la Cassazione nelle motivazioni della sentenza che respinge il ricorso della Procura di Vicenza sull'interdizione nei confronti dell'ingegner Giovanni Giannakopoulos. Nessuna minaccia, nessuna diffamazione, nessuna campagna denigratoria. Partono da qui, da questi 3 punti fermi già fissati dal Tribunale del riesame, le motivazioni con cui la Cassazione ha bocciato il ricorso della Procura di Vicenza sull'interdizione nei confronti dell'ingegner Giovanni Giannakopoulos per la vicenda legata alla gestione dell'ULSS 7 Pedemontana da parte del direttore Carlo Bramezza. La sentenza è stata emessa il 26 di aprile, ma le motivazioni sono state rese note solo nelle scorse ore e sono molto chiare sul confermare l'assenza di minacce dirette o indirette da parte dell'ingegnere Giannakopoulos. La Cassazione ha fatto un lavoro eccellente perché per respingere il ricorso del pubblico ministero ha voluto analizzare in dettaglio tutti i messaggi che erano stati mandati in onda, tutti i servizi che erano stati diffusi e è arrivata proprio alla conclusione che non esiste in alcuno di essi un contenuto diffamatorio o che non esiste in alcuno di essi un contenuto che possa suscitare e legittimare la reazione del dottor Bramezza o di chi per lui. Viene da chiedersi invece a questo punto se non ci sia stato un attacco alla libertà di pensiero e di opinione, di critica e di espressione negli ultimi mesi. In questa vicenda si assiste proprio a un attacco alla libertà di pensiero, alla libertà di espressione e francamente mi sorprende che organi di informazione che tutti i giorni fanno del diritto alla libertà di espressione, del diritto alla libertà di pensiero un loro cavallo di battaglia, perché questo è il tema con il quale si muovono gli organi di informazione tutti i giorni, cavalchi l'onda di questa vicenda come se dietro ci fossero chissà quali interessi da perseguire e chissà quali obiettivi di screditamento della posizione dell'ingegnere Giannakopoulos e delle sue reti, operazione che davvero mi pare criticabile. La Cassazione ribadisce quindi il carattere di interesse pubblico dei servizi trasmessi da Rete Veneta e Antenna 3, proprio perché riguardano la sanità. Un tema di forte interesse sociale per l'evidente impatto, si legge nelle motivazioni, delle decisioni del direttore generale sulla gestione ospedaliera. La Suprema Corte si spinge anche oltre, parlando del diritto di critica giornalistica esercitato senza trasmodare nella denigrazione della persona del pubblico funzionario. Una sentenza destinata a fare giurisprudenza. Io credo che il Tribunale del riesame di Venezia abbia pubblicato una decisione con una motivazione che può passare alla storia per i contenuti molto chiari con i quali ha favorito l'esternazione di una assoluta libertà di stampa in maniera pulita, in maniera insuscettibile di condizionamenti. E la Cassazione, che è il baluardo
che noi abbiamo nel nostro paese rispetto a tutta una serie di possibili interpretazioni, anche distorte, questo fa parte della vita del mondo processuale, in questa vicenda è stata altrettanto chiara. E così, ancora una volta, viene ribadito il corretto operato della redazione giornalistica di Rete Veneta. E sul caso Bramezza, sulle motivazioni della sentenza della Cassazione, sentiamo il commento del direttore di Media Nord-Est, Luigi Bacialli. Cosa vuol dire fare informazione, fare il nostro mestiere? Significa dare le notizie con molta onestà, con molto scrupolo, stando attenti a non pestare i piedi a persone che non hanno nessuna responsabilità, non hanno nessuna colpa, non hanno commesso alcun reato, e quindi cercare di non rovinare la reputazione di qualcuno, perché altrimenti incorriamo nel cosiddetto reato di diffamazione a mezzo stampa. Siamo stati accusati di aver offeso delle persone della UL7 pedemontana, ma non è così. Noi abbiamo fatto semplicemente cronaca, e le motivazioni della Cassazione, che abbiamo appreso soltanto ieri, confermano che di diffamazione nei nostri telegiornali non ce n'è mai stata. Sono i giudici della Cassazione che ribadiscono quello che aveva già detto il Tribunale del riesame nel momento in cui aveva sospeso l'ordinanza che impediva al nostro azionista di maggioranza un'interdizione a lavorare, gli impediva praticamente di svolgere la sua attività. Quindi noi siamo andati sempre nel solco della correttezza e del rispetto delle regole. Come avete sentito, ha spiegato molto bene l'avvocato Maurizio Paniz, che difende l'ingegner Giovanni Giannakopoulos, il quale addirittura è stato accusato di minacce. E anche su questo la Cassazione conferma che di minacce non ce ne sono mai state, non ci sono state intimidazioni, non ci sono state pressioni da parte di un uomo che non ha nessun interesse nella sanità se non quello di difendere i cittadini, di fare in modo che nel Bassanese la sanità funzioni, che ha avviato tante campagne sul sociale a difesa delle persone più umili, degli ultimi, degli ammalati. Quest'uomo, nonostante la Cassazione abbia ribadito che non ci sono state intimidazioni, non ci sono state minacce, non c'è stata diffamazione da parte nostra, di quest'uomo è stato chiesto il rinvio a giudizio da parte della Procura di Vicenza. Ci sarà la prima udienza il 10 ottobre. Noi aspettiamo di capire quali sono le colpe di un imprenditore che ha fondato un grande gruppo, che l'ha sempre gestito, che l'ha sempre mandato avanti, che non ha mai fatto dei torti a nessuno del territorio. Vogliamo capire come sia possibile che sulla base di voci, di insinuazioni, di congetture, un imprenditore del valore dell'ingegner Giovanni Giannakopoulos, a 82 anni, che con il figlio Filippo ha avviato un'impresa di grandi dimensioni e di grandi fortune, vogliamo capire per quali motivi debba finire in un tribunale. Noi, nonostante quello che sta succedendo, con titoli su tutte le pagine dei giornali, andiamo avanti con il solito scrupolo, la solita attenzione soprattutto per le comunità. Non ci fermeremo e non ci fermeranno. Grave un operaio di 25 anni, moldavo, colpito da una trave d'acciaio mentre lavorava presso lo stabilimento Fincantieri a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. L'episodio, secondo quanto riferito dai soccorritori del SUEM, sarebbe avvenuto questa mattina intorno alle 7:50 in via del Lavoro. L'uomo sarebbe stato schiacciato da una trave di 11 tonnellate, in seguito trovato in gravi condizioni e trasportato in elicottero all'ospedale di Borgo Trento in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell'ospedale
Spisa per effettuare rilievi sul luogo dell'incidente. Adesso dovremo avere in collegamento, anticipiamo, ci fermiamo un attimo per la cronaca, ma torneremo subito. Chiedo alla regia se abbiamo Lucio Zanato. Non ancora, allora aspettiamo di collegarci con Belluno. Con Lucio Zanato continuiamo con la cronaca. È arrivata all'ora di pranzo con un volo speciale da Bruxelles a Salma di Anna Tuzzato, la 29enne di Fiesso d'Artico, morta per asfissie in seguito al rogo della sua abitazione a Bruxelles. Domani a Fiesso alle 15 funerali, qui seguirà una commemorazione laica all'aperto al parco Oriana Fallaci. Tessera, aeroporto Marco Polo, ore 12:42, l'orario di atterraggio nella zona cargo del volo speciale SN 3201 di Bruxelles Airlines, che dal Belgio ha portato a casa il feretro della povera Anna Tuzzato, la 29enne di Fiesso d'Artico, morta per asfissia nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel suo appartamento nei pressi di Bruxelles, in seguito al rogo sviluppatosi per motivi di natura accidentale, così stando alle indagini svolte dalla polizia belga. Dopo poco più di un'ora arriva da Vigonovo il carro funebre con la bara che accoglierà la salma di Anna Tuzzato. La famiglia ha preferito non esserci, rientrata nelle scorse 24 ore proprio da Bruxelles, la attende a casa. Domani dalle 15 funerali a Fiesso, nella chiesa parrocchiale della Santissima Trinità, con l'omelia che verrà celebrata dal parroco del paese natale di Anna, Don Massimo Donà. Ultimo saluto che gli amici della 29enne hanno deciso di celebrare, terminata l'omelia religiosa, con una commemorazione laica all'aperto al parco Oriana Fallaci, sempre a Fiesso, per accompagnarla tra musica e ricordi più cari nel suo ultimo viaggio, all'insegna di quella condivisione e umanità che, ultimati gli studi universitari, l'aveva spinta oltre i confini di casa per inseguire i propri sogni. Adesso siamo in grado di collegarci con Belluno, con il nostro Lucio Zanato per il raduno Triveneto degli Alpini in questo fine settimana entrato ormai nel vivo. Buonasera Lucio. Buonasera Francesca, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Sì, siamo al Parco Bologna, qui nel cuore di Belluno, e questo è stato, diciamo, il secondo evento dell'anteprima della 3 giorni, insomma, della donata Triveneto degli Alpini. Qui c'è stato il taglio del nastro, l'inaugurazione del Parco della Protezione Civile, cioè dell'impegno degli alpini per quanto riguarda il soccorso agli altri, e lo sappiamo, lo sappiamo da sempre, lo sappiamo dal 76, dal terremoto in Friuli, la loro storia. Questo pomeriggio c'è stata anche l'inaugurazione della mostra a Villa Prat a Sedico, e poi ovviamente questa sera c'è un altro grande evento magari nel telegiornale di perché la cosa più importante di questo momento sono loro, sono i giovani dei campi scuola, sono giovani che decidono di dare un pezzo del loro tempo per la comunità, si stanno addestrando per la protezione civile, si stanno addestrando soprattutto per diventare i cittadini di domani. Chi vuole parlare in un minuto? Il tuo nome? Arianna. Perché l'hai fatto? Perché mi piaceva... e anche donne. Allora Lucio, l'audio è molto disturbato, facciamo fatica a sentire le parole tue e dei ragazzi, per cui ci diamo appuntamento all'edizione di Treviso e speriamo che questa volta il collegamento vada meglio. Ci fermiamo per la pubblicità, grazie a Lucio Zanato, a tra poco. Di nuovo in diretta con la cronaca. Tunisino morto dopo il tuffo nel Brenta per sfuggire alla polizia, archiviata l'inchiesta sugli agenti. L'inchiesta è stata archiviata, il caso della morte del 23enne tunisino annegato nelle acque del Brenta lo scorso 10 gennaio sfuggendo da un controllo di polizia è chiuso. Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta di archiviazione fatta dal pubblico ministero nei confronti dei 2 agenti del commissariato Stanga che l'avevano inseguito per identificarlo. La notizia è stata comunicata dal sindacato FSP Polizia subito dopo che il corpo del 23enne era stato recuperato dalle gelide acque del Brenta a Ponte Vigo d'Arzare. I 2 poliziotti
poliziotti erano stati accusati da alcuni amici del tunisino di averlo picchiato, fatti che non sono mai stati riscontrati. L'autopsia infatti aveva confermato la morte per annegamento e non aveva rilevato ferite riconducibili a percosse, tant'è che il giudice ha chiesto l'archiviazione per i poliziotti. Il 23enne, mentre stava camminando lungo l'argine, alla vista degli agenti iniziò a scappare, gettandosi nelle acque e annegando in pochi minuti a causa delle basse temperature e della forte corrente. Ora, dopo l'archiviazione, il sindacato FSP agirà per vie legali contro chi aveva mosso le accuse contro i poliziotti. Le farneticanti e infamanti accuse lanciate da una presunta amica della vittima nei confronti dei colleghi, ha scritto in una nota Maurizio Ferrara, segretario regionale FSP Veneto, troveranno la giusta risposta nella denuncia che il sindacato si appresta a presentare all'autorità giudiziaria nei suoi confronti, ma nel frattempo restano i danni morali e materiali che i poliziotti, sottoposti ad un'ingiusta agonia mediatica, hanno dovuto subire in questi mesi. E a Verona è annunciata una mobilitazione per chiedere chiarezza sulla vicenda che ha coinvolto alcuni poliziotti della questura indagati per maltrattamenti. Si svolgerà sabato 24 giugno alle 16 la mobilitazione lanciata da una decina di associazioni e organizzazioni veronesi per chiedere chiarezza sulle vicende degli abusi in cui sono coinvolti circa una trentina di poliziotti della questura scaligera. Crediamo che sia importante come società civile ribadire alcuni concetti di base rispetto a quello che è successo. È vero che le indagini sono ancora in corso e che quindi i fatti sono, come dire, da accertare, ma quello che si è messo in luce con le indagini che stanno proseguendo sono delle pratiche di violenza e di abuso che come attivisti abbiamo anche già denunciato in passato davanti proprio a questa questura l'anno scorso, ovvero pratiche che inducono persone non solo migranti o senza fissa dimora, come sono state pare maltrattate durante quest'ultimo anno e stanno emergendo dalle indagini. Gli attivisti sfileranno in corteo, ma il percorso della manifestazione non è ancora stato definito. Tra le richieste che fanno, quella di dotare gli agenti di numeri identificativi e bodycam. Inaugurata la centrale termoelettrica di Porto Marghera, la prima di nuova generazione che le permetterà di essere l'impianto più efficiente d'Italia e tra i primi al mondo. Un restyling di oltre 400 milioni di euro con i cantieri durati 4 anni che hanno impiegato fino a 1000 operai e 250 imprese fornitrici per la centrale termoelettrica di Porto Marghera costruita più di 50 anni fa. Il nuovo impianto può soddisfare il fabbisogno annuale equivalente di circa 2 milioni di famiglie. Al taglio del nastro in mattinata presente anche il ministro Urso ha spiegato come Marghera rappresenti per Venezia e l'intera regione, in particolare per tutta Italia, un polo strategico che anche grazie all'inaugurazione di stamane può attrarre nuovi investimenti. Come sa, questo nasce da una proposta di legge che ho presentato in Parlamento all'inizio della scorsa legislatura, proprio per realizzare anche qui una zona logistica speciale che abbia le stesse funzioni delle zone economiche speciali che è possibile realizzare invece nel nostro Mezzogiorno. E quindi il mio impegno sin dall'inizio è a sbloccare questo dossier su cui ho investito la mia credibilità da parlamentare essendo stato il promotore. L'impianto è a gas ma pronto per l'idrogeno. Intanto la centrale ecologica è la più performante che c'è, una delle prime al mondo penso, ed è assolutamente sostenibile, cioè la ricaduta che ha nell'aria addirittura è quasi nulla, è molto bassa. Centrale che garantisce, secondo i dati forniti da Edison, società d'appartenenza, una riduzione delle emissioni di ossidi d'azoto fino al 70% e di quelle di anidride carbonica fino al 30% rispetto alla media dell'attuale parco termoelettrico italiano. È la centrale dei record perché è la prima in Italia con questa efficienza e con questa potenza, è una delle prime in Europa del mondo, quindi 63% di efficienza. In chiusura gli appuntamenti di Antenna 3 per seguire le emozioni del raduno Triveneto delle Penne Nere a Belluno. Domani mattina alle 9:30 la Santa Messa sulle Nevegal in memoria dei caduti e poi in serata dalle 21 racconteremo la serata alpina bellunese tra cori, canti e ricordi dei nostri alpini. Sarà infine la sfilata delle Penne Nere, la protagonista della giornata di domenica dalle 7:30 del mattino fino alla fine dell'evento, i riflettori di Antenna 3 per raccontare le emozioni della festa. Previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo.
Weekend con sole e caldo estivo sul nostro territorio. L'alta pressione si consolida sempre di più. Il dettaglio di sabato 17 giugno. Sul Veneto sarà una splendida giornata caratterizzata da un ampio soleggiamento, come ci mostra la grafica. Il cielo sarà limpido o al massimo velato, specie in corrispondenza dei rilievi. Temperature in locale lieve aumento, minime tra 14 e 18 gradi, massime tra i 25 e i 29 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole ovunque, cielo sgombro da nubi, non del tutto esclusi nel pomeriggio degli isolati piovaschi sui monti. Temperature minime sui 13-18 gradi, massime intorno ai 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà molto soleggiato, con qualche breve fenomeno sui settori di confine. Temperature minime intorno ai 13 gradi, massime sui 28-29 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Ad accogliervi sarà Conegliano,